Crescono le proteste per il taglio di alcuni tribunali come quelli di Bassano e per la riduzione ormai operativa del numero delle province. Ma i tagli non risparmiano nemmeno le province come quella di Rovigo destinata alla cancellazione. I sindacati chiedono l'immediata convocazione di un tavolo di trattative sulle decurtazioni previste. Il nostro servizio di apertura. Noi temiamo per i servizi e i disservizi che verranno resi ai cittadini. Non è possibile lasciare un territorio come Bassano sfornito degli uffici giudiziari. Bassano, tribunale da sopprimere ed accorpare a Vicenza. I lavoratori del settore giustizia non ci stanno al decreto approvato dal Consiglio dei Ministri sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie in Italia. In un centinaio in corteo a Venezia fino alla sede della Corte d'Appello. In Veneto a rischio altre sedi distaccate di uffici giudiziari, ma è sulla manovra complessiva di revisione dei costi decisa dal governo per non far aumentare l'IVA con una serie di tagli anche per gli enti locali che i sindacati sono critici. I tagli servono se sono concordati, contrattati e discussi. Non sono necessari nel momento in cui si tagliano servizi ai cittadini. Il governo, con il decreto sulla spending review, ha deciso una sforbiciata delle province. In Veneto è Rovigo questo rischio, perché rientra nei criteri delle province da accorpare ad altre per la sua estensione e popolazione. Ma vi sono ancora incertezze sulle modalità. Scomparirebbe anche la provincia di Venezia, perché in ora le 10 metropolitane. Annunciata l'istituzione, ma ancora dubbi sui criteri di governance, su come e quando partirà il progetto. Poi c'è la partita dei tagli per le regioni. Critiche dal Veneto. Sicuramente noi stringiamo la cinghia, però non vogliamo essere gli unici a farlo.